Ciao a tutti, io sono Barbara dell'Associazione Culturale Folclorico Nugoresas e ci troviamo qui oggi per organizzare un evento che è un po' diverso da come l'avevamo progettato, ma questa pandemia mondiale ci ha dovuto riformulare l'evento. L'abbiamo creato in modo tale da poter condividere con voi quello che per anni è stato il nostro lavoro di ricerca. Infatti da qualche anno a questa parte c'era un impegno che prepotentemente si faceva strada in mezzo agli altri che la nostra associazione ha organizzato ed era riscoprire la ricchezza del nostro abbigliamento tradizionale e non ricchezza in senso economico ma in senso etnografico. Infatti per anni siamo stati abituati a utilizzare l'abbigliamento tradizionale di nonna, delle nostre nonne o delle nostre bisnonne, quasi in maniera automatica, a volte mischiando anche i pezzi che trovavamo nei cassetti delle nostre nonne, non riflettendo se magari questi pezzi erano della stessa persona, se appartenevano allo stesso status sociale o magari se vi era una condizione luttuosa. Ma la grandissima ricchezza di fonti etnografiche, iconografiche, orali e visive hanno fatto sì che ci venisse un dubbio, cioè c'erano delle cose che per noi non tornavano. Vedendo l'abbigliamento che noi indossavamo non ci ritrovavamo nelle fonti che trovavamo. Così abbiamo deciso di volerne sapere sempre di più. La prima porta che dovevamo bussare era senza dubbio quella dell'ISRE, quindi incontrare Franca Rosa Contu, che è la responsabile del settore musei, per confrontarci. Lei aveva già portato avanti un grosso lavoro di ricerca sul costume nuorese e infatti sciolse i primi nostri dubbi che ci aprirono però un vaso di Pandora. Infatti c'erano tantissimi dettagli che facevano la differenza. Stavamo proprio scoprendo che non esisteva solamente una moda vestimentiera nuorese, ma ce n'erano davvero diverse. Da quel momento non potevamo più tornare indietro, potevamo solamente andare avanti con la nostra ricerca e rendere giustizia alle donne nuoresi dell'Ottocento e restituire al loro abbigliamento ogni dettaglio e ogni variante che era dettata appunto da varie classi sociali, da situazioni temporanee che potevano essere di lutto o di festa, oppure situazioni giornaliere. Quindi dalla fine del 2013 ad oggi sono state tantissime le occasioni di incontro con Franca Rosa e non neghiamo assolutamente di aver vissuto degli attimi di confusione, a volte di sconforto, ma a volte anche di gioia e sorpresa. Tantissimi dettagli erano davvero significativi e ormai non potevamo più fare a meno di volerne sapere di più. Quindi a lei dobbiamo anche un insegnamento di ricerca critico. Infatti non tutte le fotografie solo perché in bianco e nero potevano essere considerate buone per la nostra ricerca. Infatti ci siamo resi conto che tantissime immagini erano devianti perché magari le donne rappresentate erano in posa per il fotografo o magari vestite in una maniera non contemporanea a loro da qualcuna che magari non sapeva esattamente come vestirle. O a volte addirittura anche per situazioni teatrali. Insomma abbiamo trovato difficoltà nella difficoltà. Ma nel nostro cammino abbiamo incontrato anche un'altra figura molto importante per noi che è stata Marcello Ferreli, studioso di antropologia all'Università Sapienza di Roma, che anche lui ci ha dato una grossa mano a far sì che le nostre idee diventassero sempre più chiare. In sostanza la datazione di un abito non era data solamente da varianti quali benda o mucadore, ma c'era anche molto di più. I nostri abiti abbiamo scoperto che variano per tessuti, per colori, per sestos e anche i capi di uno stesso abbigliamento avevano appunto delle diverse varianti dettate dalle epoche. Abbiamo così imparato a modificare le acconciature, riconoscere e collocare pezzi di abbigliamento nella giusta epoca e abbinare anche delle varianti in maniera corretta, a modificare anche le calzature. Ci siamo appunto fatte riprodurre le calzature così come erano originariamente e tantissimi altri dettagli. La ricerca è stata veramente molto lunga e probabilmente non è ancora conclusa, ma vogliamo condividere con voi quello che siamo arrivati fino a qui a sapere con due appuntamenti distinti. Nel primo accogliamo appunto Franca Rosa e quindi vogliamo che tramite le sue parole
tutti sappiate come noi adesso adottiamo l'abbigliamento tradizionale nuorese. Siete stati in tantissimi che ci avete chiesto come mai lo abbiamo modificato e quindi diamo parola direttamente a lei su come abbiamo adottato adesso il costume. Buonasera a tutti, sono Franca Rosa Contu, attualmente responsabile del settore musei dell'Istituto Superiore Regionale Etnografico, l'ente regionale che cura le collezioni, l'apertura al pubblico, la ricerca e lo studio delle raccolte del Museo del Costume di Nuoro. Da anni mi occupo conseguentemente di abbigliamento tradizionale e nel caso specifico di abbigliamento nuorese. Nuoro è anche la mia città, è anche il luogo nel quale il Museo del Costume ha sede e proprio al Museo del Costume, ormai molti anni fa, quasi 7 anni fa, ho avuto il mio primo incontro con un gruppo di ragazze che da tempo si occupavano di folklore e che a seguito dell'incontro con me hanno iniziato un percorso di riflessione, di studio e anche di riconversione delle forme vestimentarie che utilizzavano fino a quel momento nelle loro manifestazioni folcloristiche. Il gruppo delle Nuoresas mi ha dunque invitato a condividere insieme a voi un momento di analisi dell'abbigliamento nuorese, diciamo ottocentesco, ma in particolare della versione che si codifica e che è nota come l'abbigliamento di gala da sposa di Nuoro negli anni che vanno sicuramente dagli anni 50 dell'Ottocento fino alla fine dell'Ottocento, con qualche utilizzazione ancora nel primissimo Novecento. È un excursus temporale piuttosto lungo nel quale questa foggia vestimentaria codificata quindi come abito di gala e da sposa ha a sua volta delle modifiche. Ma da dove parte tutto questo? Quando si affronta un'analisi vestimentaria così complessa come quella dell'abbigliamento tradizionale in tutta la Sardegna, è necessario ovviamente ricorrere a fonti di archivio, a fonti iconografiche e, quando possibile, a fonti più recenti, che sono quelle fotografiche. Dunque, per Nuoro abbiamo una interessante quantità di documentazione fotografica, ma delle versioni più recenti, tutte datate ovviamente post 1870-80. Abbiamo un'iconografia che è data dalle stampe, in particolare dell'Uzietti, la Marmora, Martelli, Dalsani e poi a venire raffigurazioni molto più recenti che iniziano a darci un'idea di quello che l'abito nuorese da sposa era. Le nuoresi hanno la mania dei fianchi prominenti, perciò indossano quante più tuniche hanno. Le spose devono averne almeno 3, in modo che sotto l'orlo di una si scorga quello dell'altra. Le spose indossano il giubbone sotto il corsetto, ma allora le falde del primo sono raccolte entro le tuniche. Il grembiale delle spose è di panno, con l'orlo ricamato e con un fiocco di nastro davanti. Hanno la vita stretta da una cintura, zucchintoriu, di stoffa d'oro o d'argento e sono adorne di gioielli non permessi alle ragazze, sarvachianas. Con questo costume è di rito la benda. Ora, per proseguire nel mio discorso però, siccome gli abiti di fatto non sono oggetti fini a se stessi, non dobbiamo mai dimenticarlo anche quando la loro funzione primaria è decaduta, gli abiti rimangono sempre ciò che ha vestito la vita delle persone, quindi di donne e uomini. In questo caso circoscriveremo la nostra riflessione esclusivamente all'ambito femminile per le ragioni che ho detto, e vestendo la vita facciamo una riflessione sulla vita di queste donne. E dunque partiamo da 2 donne, una notissima, illustrissima concittadina, Grazia Deledda, che nacque nel 1871 e quindi conobbe sicuramente da bambina un certo numero di donne della Nuoro, diciamo dei possidenti
anche di tradizione terriera e agropastorale, le cui mogli e figlie indossavano queste varianti che noi cercheremo di descrivere. Ma Grazia Deledda, penso sia noto a tutti, non ha mai indossato l'abito tradizionale. Benché sua mamma lo indossasse abitualmente, fu fatta una riflessione familiare, Grazia Deledda lo dice chiaramente, e si decise che le sorelle Deledda non avrebbero indossato l'abito tradizionale, ma avrebbero modificato diciamo la tradizione familiare, che così si fermava con la propria madre, indossando invece gli abiti che già la borghesia, diciamo la moda nazionale, continentale, italiana ed europea forniva, e che era una moda alla quale potevano iniziare ad aderire le donne. Quando diciamo potevano, significa che esisteva una possibilità riconosciuta dal gruppo sociale di appartenenza di modificare il proprio abbigliamento. Attenzione, Grazia Deledda ci dice anche gli abiti tradizionali, che descriverà poi e ne parleremo nella sua trattazione sulle tradizioni popolari di Nuoro in particolare, e quella in vari romanzi, novelle e quant'altro. Grazia Deledda dice l'abito tradizionale era bellissimo ma costosissimo. Sia per ragioni economiche che di opportunità, si decise quindi di dotare le ragazze Deledda via via che crescevano degli abiti adatti alla loro condizione, sia per età che per condizione sociale. Abiti borghesi dunque, con una differenza, che non essendo loro pienamente appartenenti a un ceto impiegatizio o ancora più in alto, era vietato accompagnare l'uso di quegli abiti con i cappellini che avrebbe invece poi indossato dopo il suo matrimonio con Madesani. Dunque, Grazia Deledda e le sorelle vestivano abiti a tutti gli effetti borghesi della seconda metà dell'Ottocento, ma sulla capigliatura non indossarono mai i cappellini, ma dei semplici foulard di seta più o meno variopinti. Solo dopo le nozze Grazia Deledda cambiò la acconciatura della testa. Nel frattempo, coetanei di Grazia Deledda, e in particolare una giovane donna che si chiamava Costanza Manca Floris, andata a sposa a Siotto, morta giovanissima a 34 anni nel 1904, indossava pienamente l'abito tradizionale di cui oggi discorreremo. E dunque una donna morta giovane, morta senza lasciare eredi perché non ebbe figli, la vogliamo indicare come emblema di tutte le donne che nello stesso periodo vestivano allo stesso modo, con anche una curiosità in più. È una delle pochissime a Nuoro, sicuramente l'unica donna della quale esista un monumento funebre in marmo che la ritrae nell'abito tradizionale. Il mezzo busto funebre che corona la sua sepoltura mostra una giovanissima donna col capo avvolto in una benda bianca, e si intravede la linea del corpetto e la linea del giubbetto. Il resto, ovviamente, essendo un mezzo busto, non si vede, ma possediamo una bellissima foto che la ritrae a figura intera, nella quale tutti i dettagli di cui discorreremo sono pienamente descritti. È infatti importantissimo, quando si voglia affrontare uno studio serio, appropriato, privo di preconcetti sull'abbigliamento tradizionale, esigere da se stessi un'analisi attenta e direi ossessiva delle fonti, e queste fonti devono essere analizzate, rianalizzate, riosservate via via che il proprio cammino culturale e di conoscenza di questi aspetti progredisce, perché la scoperta di dettagli sempre nuovi è dietro l'angolo, purché si abbia la modestia di dire continuamente a se stessi: voglio riguardare, voglio capire meglio. La chiacchierata che facciamo stasera, a mio giudizio, ha il grande valore di proporre questo metodo a tutti quanti coloro che vogliano affrontare questa analisi, senza pretendere di avere
raggiunto certezze assolute. Quando queste certezze sono maturate è corretto manifestarle e renderle di dominio pubblico, ed è ciò che in realtà è capitata alle Nuvoresas quando, dopo aver fatto una chiacchierata con la sottoscritta e volendo iniziare il percorso di revisione, dissero: da cosa iniziamo? E io dissi loro: iniziamo dalla benda. Perché? Perché la benda, che è il copricapo caratteristico di questo abito che viene definito a pala supra. Quando si dice una nuorese a pala supra si intende che debba indossare l'abito di gala completo di benda indossata sopra la cuffia, di corpetto indossato sopra il giubbetto, dunque a supra per questa ragione, e di grembiule franda, che è un oggetto non più funzionale ma squisitamente ornamentale. Ma torniamo alla benda. La benda per molti è stata per decenni, da quasi tutte le componenti dei gruppi folk, un pezzo di tela rettangolare più o meno larga, più o meno lunga, che veniva avvolta intorno al capo direttamente, nel caso dei gruppi folk, sui capelli, adornando il capo in modi magari più o meno soddisfacenti esteticamente. Se non che l'analisi delle documentazioni d'epoca, che grazie a Dio ci sono, ci mostrano che lo stile vestimentario a cui si pretendeva di far riferimento non era affatto rispettato. Dunque la prima sfida è stata: come si mette la benda e da che parte pende la benda? Qui si aprì un dibattito spaventoso. In realtà nessuno più sapeva perché la benda debba o possa pendere a sinistra o a destra, dato che molti riferimenti fotografici ci mostrano un uso da entrambe le parti. Peccato che la benda lo dica da sola dove debba essere indossata e come. Il problema è che bende d'epoca, contrariamente ai grembiuli e corpetti che per il loro valore intrinseco sono stati conservati, anche quando non dando loro troppa importanza, ma sono stati conservati per decenni e infine per secoli, la benda, quale pezzo di tela sottile, a un certo punto ha perduto il valore e spesso è stata anche riciclata per farne camicine per bambini, per farne tantissime cose, per non parlare del logoramento a cui funzionalmente andava incontro un oggetto che veniva utilizzato tutti i giorni. Dunque la benda nuorese, bianca in questo caso perché stiamo parlando della benda di gala, in realtà racconta da sola, e lo racconta in che modo? Nel fatto che il suo orlo nella parte anteriore cambia direzione, e cambia direzione indicandoti che fino a un certo punto della tempia deve andare diritta, dopodiché sposti la benda, la giri e la avvolgi. Il senso di rotazione dell'orlo, per far tornare poi l'orlo visibile al diritto, ti comanda la direzione che la benda deve avere. Dunque, io non ho mai trovato bende che avessero orli, bende d'epoca, direzionati in modo da dire mi deve pendere a destra, d'accordo? Perché nella vestizione tradizionale la parte posteriore della benda passa alla parte anteriore, formando il soggolo che passa sotto il mento. Dunque gli orli vengono completamente invertiti. Perché questo problema non era stato avvertito fino a un certo punto, o quando lo era non era stato accolto come suggerimento? Perché in realtà l'usanza era quella di avvolgere la benda dritto per dritto, senza fare alcuno dei passaggi tradizionali, e anche perché le donne avevano perduta la consuetudine della vestizione ottocentesca e perduta anche la sottostruttura che permette di indossare una benda comodamente, perché ricordiamo sempre che benché abiti di gala vestivano persone che le usavano abitualmente, e quando lasciavano la benda di gala bianca e indossavano quella da mezzolutto molto frequente, gialla, e quella che accompagnava poi gran parte delle donne, nera per tutta la vita, perché non esisteva praticamente famiglia nella quale le donne potessero passare un certo numero di anni senza avere almeno un mezzo lutto in famiglia. In questa occasione non potremo fare le riflessioni necessarie a descrivere correttamente il mezzo lutto e il lutto pieno, che pure derivano pienamente
dall'abito di gala ottocentesco, perché non esiste un lutto a sé stante, esiste un lutto che è una forma vestimentaria per il lutto naturalmente, che è parallela ai codici vestimentari che via via si susseguono nel tempo. Dunque, soprattutto le bende nere, che ci sono rimaste più numerose delle donne anziane, con la caratteristica che mentre le bianche venivano apprettate nella parte anteriore per avere il garbo tondeggiante che lo stile e il gusto locale richiedevano, le bende nere venivano invece irrigidite con della cera liquida dal rovescio che, andando in trasparenza, irrigidiva il tessuto nero senza però lasciare aloni chiari che non sarebbero stati opportuni. Le bende nere ci confermano quanto stiamo dicendo. Dunque, quando noi vediamo immagini con bende riprodotte a destra, parlando di fotografie veramente d'epoca, perché attenzione, siamo nel 2020 oggi, è ovvio che anche una foto del 30 è una foto d'epoca, ma nel 30 le donne non si vestivano secondo la foggia ottocentesca, si travestivano per mostrare la foggia ottocentesca. E come sempre avviene quando i decenni si susseguono e lo stile cambia, avrebbero dovuto fare degli studi approfonditi di storia del costume o dare retta alle pochissime donne ancora rimaste che erano pienamente padrone dei dettagli vestimentari tipici di questa foggia. Specialmente per lutto e per andare in chiesa è preferita la benda, che può essere di lana, di tela, di mussolina o magari di seta. È larga un 30 centimetri e lunga persino 1 metro. Un'arte speciale occorre per chingersi la benda. È un po' tirata sulla fronte e perché resti dura e con una perfetta linea curva si inamida o si indurisce con la cera un tratto del davanti. Dopo che è ben avvolta per 2 giri intorno alla testa, ne rimane un buon pezzo cadente. In casa lo si rigetta alle spalle, ma per uscire si ripiega in 2 e lo si fissa all'altra parte del viso in modo da coprire il mento, istuppare. Sotto la benda si utilizzava una cuffia che, oltre a raccogliere completamente i capelli, pettinati tra l'altro con pettinature apposite, stiamo parlando soltanto dell'abbigliamento della seconda metà dell'Ottocento. Naturalmente questo è un abbigliamento che non nasce dal nulla, nasce da precedenti forme che, se avremo tempo alla fine, potremo descrivere e che introducono quelle pettinature anche che la stessa Deleda cita. Grazia Deleda dice: le donne si stringono i capelli in trecce, e noi sappiamo che le intrecciavano i capelli con dei nastri, infatti chiamavano la pettinatura a bittas perché i nastri sostenevano le trecce, formavano 2 spirali posteriori e racchiudevano tutto con una cuffia, che era una cuffia tondeggiante, una cuffia molto semplice, infatti ha lo stesso nome delle cuffie usate per i bambini. Semplicemente racchiudeva la pettinatura e permetteva di dare il giusto sostegno alla benda senza necessariamente strangolare la donna che indossava questo indumento. Sulla cuffia si poteva puntare senza problemi uno spillo per tenere ancora un pochino più ferma la benda, che poi veniva fissata nel punto, come dire, in cui poteva essere lasciata sciolta, con una spilla di norma semplicissima, quasi non appariscente, a forma di testa di martello, a forma di doppia spirale. Dice la Deleda: le donne più ricche usano spille molto vistose, dalle bende fuoriescono anche gli orecchini, ma non precisa se si sta riferendo all'abito del pieno Ottocento, quindi degli anni che lei ha conosciuto, o alle versioni di massima gala precedenti e che appartenevano a un ceto sociale elevatissimo e con un numero di donne limitatissimo che indossava questo tipo di capi. Dunque chiudiamo l'aspetto benda e andiamo a discendere lentamente verso quello che è l'altro elemento caratteristico dell'abbigliamento cosiddetto a pala supra, appunto la pala supra. Che cos'è? Il termine pala vuole dire spalle, è un termine che si trova anche in altri comuni della Sardegna per indicare l'indumento corto, smanicato, che copre il busto, in particolare la parte posteriore, e che si apre su quella anteriore per mostrare la camicia.
Dunque parliamo del corpetto che andrà sovrapposto al giubbetto detto zippone, che a sua volta viene sovrapposto alla camicia, che a sua volta viene sovrapposta ad un copribusto detto a nuoro dossette. Ci limitiamo questa volta ai capi esterni, se ci sarà tempo parleremo anche dell'intimo. Dunque la pala supra è sempre caratterizzata da una parte posteriore nella quale una doppia serie di nastri passanti attraverso occhielli rotondi orna l'indumento. L'indumento poteva essere realizzato in diversi modi. Credo che i primi esemplari fossero tutti tagliati in broccati e lampassi di varia natura e pregio, in alcuni casi laminati, come in questo caso, dove le foglie di acanto sono realizzate con filati metallici di grandissima qualità su fondo chiaro e motivi floreali sparsi in modo e combinati però simmetricamente dalla sarta in modo da rispettare la simmetria dell'indumento. Gli occhielli, che sono pochissimo visibili e di cui molti ignorano l'esistenza, sono circa 240 in un corpetto di medie dimensioni, in coppie posizionati in 2 file, sono fatti completamente a mano, quindi si tratta di lavori di grandissima maestria e qualità anche quando non abbiano una visibilità e dunque non possano essere apprezzati come il ricamo estetizzante floreale di grandi dimensioni. Si tratta dunque di una cura di dettaglio che noi vediamo in questi indumenti che ci fa capire la preziosità dell'indumento stesso, il tempo lavoro richiesto e dunque la cura e la osservanza di quelli che erano gli stili scelti dalle donne per indossare e anche autorappresentare se stesse. Alle forme di corpetti, di pala supra così descritte, si succedono. Naturalmente quando si parla di successioni non significa che cessano del tutto le une e si procede solo con uno stile, ma succedono nel senso che dopo un certo periodo si introducono più frequentemente presso le donne delle famiglie agiate le palas completamente ricamate su fondi che sono in genere dei gros marezzati di colori avorio e celesti, un po' gli stessi colori che si prediligevano anche nei fondi di broccato, anche se ne abbiamo anche di blu scurissimi, di verdi molto interessanti e così via. E un'altra caratteristica è l'orlatura, la profilatura sempre in taffetà di seta, mai marezzati. I marezzati nelle pala supra le troviamo soltanto negli ultimissimi esiti e sono o esiti di ribordature più recenti oppure di tempi appunto molto più vicini. Le 2 rosette apicali che chiudono, per così dire, le 2 file dei nastri venivano sempre guarnite con canuttiglie d'oro, d'argento di grandissima qualità. Alla pala supra corrisponde l'uso del chintorio. Non sto sbagliando, anche Grazia Deledda dice chintorio. Questa è una raccomandazione a tutti i nuoresi e le nuoresi che sono convinti che le donne a Nuoro usino sa chintoria. No, sa chintoria la usano gli uomini, su chintoriu lo usano le donne. Non ci sono equivoci su questo. Grazie a Deledda e grazie a Dio anche tutte le donne che hanno potuto darci le loro testimonianze e io modestamente ne raccolgo da quando ero proprio bambina, quindi ormai sono parecchi decenni, confermano questa e senza incertezze questo tipo di denominazione. Così come è certissimo che la pala supra abbia una caratteristica che è assolutamente da rispettare, vale a dire la bordatura inferiore, che non deve mai eccedere gli 8-10 mm. Perché? Perché il punto di unione nel punto vita tra la parte inferiore della pala e la tunica, la gonna, deve essere chiusa da suchintoriu, che come è noto non è un bustino, è un semplice nastro di gallone di filato d'argento quasi sempre e dunque ha l'altezza necessaria
per celare l'unione, il passaggio tra un indumento e l'altro, senza che dell'uno e dell'altro indumento debbano mostrarsi i risvolti. Esiste a Nuoro un corpetto che ha spesso creato confusione e tuttora ne genera, ed è il corpetto che noi qui non vediamo, che è quello cosiddetto a manicar de camisa, che ha la stessa caratteristica dei doppi nastri di cui si parla intrecciati della pala supra, ma ha dimensioni diverse, non arriva al punto vita ma si ferma più in alto, e il bordo dunque inferiore è per questa ragione molto più alto, perché non doveva essere celato dal chintorio. La pala cosiddetta manicar de camisa, lo dice il nome, si indossava direttamente sulla camicia e costituiva o il corpetto che le donne maritate della seconda metà dell'Ottocento usavano abitualmente sotto il giubbetto quando non indossavano l'abito di piena gala, o dalle donne di condizione meno agiata che per brevi commissioni o uscite in vicinato si potevano anche permettere questo tipo di utilizzazione. Ma non ne parleremo perché non attiene a questo abito. Sul zippone, il giubbetto di panno scarlatto che si indossava, che queste donne indossavano sotto il corpetto detto pala supra, diciamo non si differenzia granché da quelli utilizzati dalle donne nubili, benché ci siano variazioni e cromatismi che quasi di decennio in decennio possiamo cogliere nel cromatismo, nel colore delle bordure, nei bordi che in origine non erano di seta amarezzata ma semplicemente nastri di seta, di gros di seta o di canneté di seta purissima. E la caratteristica dei giubbetti, di tutti i giubbetti, era avere l'avambraccio guarnito da una serie di 10 asole rifinite a mano a puntocchiella, attraverso le quali passavano bottoni in filigrana d'argento con o senza pietra. Anche per i bottoni esiste un'evoluzione che insomma segue un po' i percorsi di tutto il resto dell'abbigliamento, ma come avviene in ogni caso per l'oreficeria sono anche naturalmente collegati al ceto sociale della proprietaria. In tutti i casi le donne che indossavano questi indumenti di tale pregio e valore non eccedevano mai nella gioielleria ornamentale. Immancabili era almeno una medaglia sacra, almeno un accessorio dell'abbigliamento che è la spilla, che sostiene e mantiene appuntata sul petto la camicia, a supporto dei bottoni gemelli passanti attraverso le asole delle camicie stesse. Camicie che nell'Ottocento erano ancora abbastanza semplici, a parte i casi proprio di gala estrema, i pizzi e le lavorazioni erano assolutamente di grandissima qualità, ma coerenti con la necessità di utilizzazione di un abito che dunque doveva reggere numerosi lavaggi e quant'altro. La camicia è una camicia strutturata in modo veramente arcaico, e in realtà un insieme di elementi rettangolari combinati tra loro con inserti sotto le maniche per permettere la maggiore libertà dei movimenti dell'indumento stesso. Le lavorazioni sono tutte accuratissime, soprattutto le rifiniture interne, e i ricami impostati soprattutto sull'ampiezza della tela, che viene raccolta in corrispondenza del petto e dei polsi, con un ricamo su tela arricciata che ha qualche parentela in quello che è definito il punto smock. In realtà io definisco un punto sardo su tela arricciata perché ha caratteristiche assolutamente peculiari, benché abbia sorelle, fratelli e similitudini che vanno dal Rinascimento italiano alla Spagna, a tutti i paesi, fino ai paesi dell'est. Quindi sono ricami popolarmente diffusi e popolarmente connotati. E veniamo alle gonne. Anche le gonne, come le bende, subirono forti trasformazioni. E anche le gonne, che molti, osservandole a prima vista, dicono la gonna di Nuoro è una gonna di Orbace a pieghe. No, la gonna di Nuoro non è mai stata una gonna di Orbace a pieghe, è sempre stata una gonna di Orbace a gheroni.
vale a dire che non si tratta di un insieme di teli di tessuto piegati, ma di un insieme di inserti di tessuto. Infatti in sardo li chiamiamo ghirones, esattamente dall'italiano gherone, che significa elemento di tessuto inserito per costituire, per ampliare un'ampiezza. Ecco, è una gonna costruita piega per piega e in modo tale da avere l'aspetto di una continuità di tessuto, ma col vantaggio che essendo pieghe cucite una all'altra, di fatto non si disfano mai. Questo è anche il motivo per cui le donne nuoresi di quel tempo, nell'abbigliamento naturalmente non di gala, ma in quello intermedio, potevano permettersi di utilizzare le gonne come copricapo, copritesta, cosiddetta a tunica ghettata in coddoso, quando veniva ribaltata sulla parte anteriore verso il dietro, o ghettata in testa, in conca, per proteggersi dalla pioggia e quant'altro. Chiunque conosca l'orbace sa che elemento di protezione è. In più, procedendo in questo modo, proteggevano anche il nastro inferiore, di cui adesso parleremo. Naturalmente questa gonna nell'Ottocento aveva caratteristiche particolari. Enfatizzava i fianchi. Le donne nuoresi erano maniache del fianco abbondante. Un pittoresco uso delle donne nuoresi è il rigettarsi la tunica sulle spalle, a tunica ghettata in coddos. Ed ecco come. Dopo averla indossata si piglia per i lembi del davanti e si rigetta prima su una spalla e poi sull'altra, in modo che la tunica copre tutto il davanti della persona e ricade dietro descrivendo con un V, col suo orlo colorito lungo il dorso. Quando fa freddo o piove, si getta in testa. Il motivo per cui le donne e le giovani donne dei gruppi folcloristici seguenti non utilizzarono correttamente la foggia nuorese nasce anche dal fatto che le loro nonne o le loro mamme, dipende dal tempo, avevano modificato le gonne ereditate dalle loro bisnonne, che avevano queste ampie pieghe di cui parliamo, e riducendone l'ampiezza in funzione dell'accorciamento e dell'ammodernamento dell'abito, avevano di fatto eliminato la possibilità di avere un abbigliamento coerente. Dunque si erano convinti che bastasse avere una bella palassupra e una benda per indossare l'abito delle donne ottocentesche, ma non era affatto così. Tutta la documentazione esaminata e riesaminata conferma questi dati. La gonna arrivava al piede. Quando si dice al piede significa che copriva praticamente la scarpa, della quale si scorgeva solo la punta all'incedere della persona. La tunica che noi vediamo indossata da Costantina Manca Floris è sovrapposta a un'altra tunica della quale si vede chiaramente il nastro sottostante. Quindi le tuniche erano almeno due. Ecco perché facilmente una poteva essere sovrapposta all'altra, perché nessuna donna sarebbe rimasta seminuda in strada. Il livello più antico prevedeva l'uso di due tuniche almeno di orbace, indossate a loro volta sopra una gonna di teletta di qualunque natura e sopra la sottogonna, che spesso costituiva l'elemento intimo ultimo, mentre in alcuni casi alcune donne già in pieno Ottocento indossavano l'intimo, che era costituito da mutande di vario tipo. Attenzione, anche in questo caso le mutande novecentesche hanno uno stile, quelle ottocentesche un altro, e così via, e anche le sottogonne cambiavano di foggia. Dunque sotto la gonna, che vediamo in questo caso correttamente un color marrone rossiccio, che è quanto viene attestato e documentato, sotto questa gonna la tunica poteva essere del medesimo colore, ma suppongo io, anzi ne sono quasi certa, poteva essere anche non colorata, soprattutto se lo stato della persona o l'utilizzazione non era di massima gala. Perché l'Angius riporta chiaramente la lamentazione, addirittura portata in consiglio comunale a Nuoro, di un gruppo di signori che lamentavano il fatto che molte troppe popolane indossassero le gonne bigie. Cosa significa?
che utilizzavano l'orbace fatto con le lane mélange che derivavano dalle lane naturali e che dunque non venivano tinte, avevano un costo naturalmente inferiore rispetto alle altre, ma ai loro occhi non costituivano un bel vedere, insomma, perché denotavano o trasandatezza o povertà e dunque speravano che molte donne le abbandonassero, ma l'Angius riferisce anche che molte donne le lasciarono cantare, anche perché probabilmente non avevano i mezzi per stare appresso alle loro richieste di fatto e quindi molte di loro continuarono a usare queste donne bigie, che potevano anche essere le gonne appunto che si tenevano sotto quelle colorate e che magari venivano mantenute in casa una volta che si eliminavano i capi di abbigliamento che non era funzionale ovviamente utilizzare in famiglia. Grazia Deledda parla anche di una terza gonna. Non so sinceramente se ritenesse che si trattasse di una terza gonna anch'essa in orbace o se facesse riferimento a qualche indumento di altro materiale, come le gonne di panno, da non confondere con quelle che poi ebbero la loro evoluzione piena per tutto il Novecento, ma che invece radicavano nell'abbigliamento di massima gala nuorese di origine settecentesca, attestato pienamente per il 1830. Grazia Deledda conobbe certamente le persone che indossavano gli abiti della Costantina di cui abbiamo parlato, cita le gonne rosse di scarlatto bordate di celeste indossate dalle donne più ricche, cita anche i giubbetti e le varianti dei giubbetti a quello che abbiamo appena descritto, che corredavano la parte anteriore con una serie di bottoni di filigrana passanti anch'essi attraverso asole. Si tratta di fogge documentate a Nuoro per il momento con 2 soli esemplari e per quanto riguarda la gonna con un solo esemplare d'epoca che io conosca, e che richiedono studi approfonditi ulteriori per stabilire esattamente la loro diffusione in città, la loro origine e i perché siano stati abbandonati in un certo periodo in favore di questa foggia. Un altro elemento fondamentale dell'abito di gala era il grembiule, savranda. Mi permetto qui velocemente di dire che se c'è un capo importantissimo dell'abbigliamento nuorese, simbolicamente rappresentativo è savranda, perché mentre nel corpetto, nei corpetti a palasupra, per quanto magnifici, ricchissimi, preziosi, non ci si discosti da quelli che sono gli schemi stilistici ed estetici che via via trascorrono dal primo Ottocento alla seconda metà dell'Ottocento, alla fine dell'Ottocento maturo, anche con presenze nei tessuti utilizzati di tessuti di età preesistente. Non dimentichiamo che il tessuto cosiddetto di broccato, per semplificare, necessario per una pala, poteva essere facilmente acquistato e trasportato anche in viaggio, che poteva essere riciclato da paramenti dismessi e che quindi presenze di tessuti di epoca più elevata in periodi più vicini a noi sono sempre possibili. La franda merita un discorso a parte. Della franda dobbiamo subito dire che ha forma rettangolare con accentuata forma trapezoidale che viene ottenuta con una fitta serie di pieghette che riducono l'ampiezza del punto vita in modo da dare particolare slancio alla figura. Tant'è vero che quando si guarda una donna dell'Ottocento, benché abbia una gonna di dimensioni importantissime come quella che vedete qui, la parte anteriore risulta sempre più snella perché otticamente il grembiule sfila la figura nella parte anteriore. Ma che cosa caratterizza questo grembiule? L'essere fatto di panno nero, ma negli esemplari più antichi panno blu scurissimo, ricamato completamente a mano. Caratteristica del ricamo è la presenza in tutti i grembiuli d'epoca di una partitura concentrica che dà un riquadro centrale, che è il vero cuore e il motivo simbolico dei grembiuli d'epoca nuoresi, è quello del caracolu, cosiddetto, una sequenza di spirali disposte in 2 o 3 varianti, non oltre, campite
con filo color avorio e spirali nelle quali si alternano di norma 4 colori che, a seconda del gusto della ricamatrice o della committente, questo non possiamo saperlo, si alternano e che costituiscono il marker, il marchio, lo stile dell'intero insieme, perché dal caracolu i colori poi seguono quello che sarà il colore delle rosette, che costituiscono un altro dei riquadri, i colori dei fiori dei 3 alberelli stilizzati e delle denteddas che bordano e smorzano ogni passaggio cromatico troppo intenso tra il monocromo del grembiule e il policromo del ricamo. Questo caracolu cosa significasse? Non possiamo saperlo più, perlomeno cosa significasse per le donne del tempo, ma il fatto che con perseveranza e assoluta certezza sia stato riprodotto per decenni e io penso per secoli, perché se c'è un indumento che accompagnava sicuramente gli insiemi di gala di cui abbiamo detto abbiamo ancora da studiare, era il grembiule, perché condivide il grembiule non solo lo stile del ricamo stilizzato e lineare, ma lo stesso utilizzo dei cordoncini di seta, dei fili di seta, dei cromatismi, degli stessi punti di ricamo. Dunque le mascule riprendevano i motivi della parte inferiore, come dicevo erano rifinite di ricamo ma sempre bordate di velluto di seta rosso, e un'altra caratteristica mai assente nei grembiuli autentici d'epoca è che i bordi che campiscono la parte nera di tessuto devono essere rigorosamente viola. Il motivo non lo sappiamo, ma questa è una certezza. Dunque, tutte le fantasiose sostituzioni sono appunto liberalità e fantasie che non hanno niente a che fare con una corretta ricostruzione di un abito d'epoca. Ricordiamo anche che ogni utilizzazione degli abiti nella vita reale prevedeva modifiche che erano dettate dalle più prosaiche necessità, sia di tipo economico sia di tipo commerciale, dall'arrivare o meno in città delle stoffe necessarie o dalla possibilità o meno di acquistarle, ma dipendevano anche dalla psicologia della donna che indossava un abito, che poteva essere più estroversa, meno estroversa, all'interno naturalmente dei codici che socialmente potevano essere riconosciuti. E infine andiamo a un dettaglio che accomuna tutti questi capi. Ovunque ci sia un bordo di seta c'è un sottobordo in panno a contrasto. Il bordo in panno alla base della gonna serviva a salvare gli orli dall'usura eccessiva, perché si sostituiva facilmente il bordo in panno. La stessa cosa avviene al bordo dei corpetti, e le calzature erano di varia natura. Quelle più antiche e che noi conosciamo soltanto per quello che riguarda naturalmente le conoscenze della sottoscritta, ma penso che sia ormai un dato accertato, le scarpe più antiche conservate sono custodite al Museo Nazionale di Roma. Ne esistono di 2 tipi. Quella di gala è una scarpa bassa con un piccolo tacco, una scarpa sfilata, diremo una sorta di mocassino con una linguetta ornamentale sulla quale è appuntata una piccola coccarda di seta rossa o ciclamino, neanche a dirla, perfettamente corrispondente a quello che era il gusto del resto dell'abbigliamento. L'alternativa erano scarponcini allacciati di tipo assolutamente maschile, o via via che si procedeva nel tempo, le scarpe allacciate di cui vediamo qui un esemplare, e ancora più avanti però negli anni, quindi siamo già all'estrema utilizzazione, anche le scarpe come dire di pieno Novecento in pelle, con tacchi a rocchetto e anche elastici laterali. La gran parte delle donne nuoresi indossava abitualmente scarpe di foggia quasi maschile, stiamo parlando dell'800, con calze lavorate ai ferri. In giro di ferri si lavorava sia in lana che in cotone e in lino. I colori prediletti erano quelli scuri, perché queste gonne avevano un effetto di sollevamento della polvere veramente imponente, e dunque sporcavano immediatamente le calze
di colore chiaro. Naturalmente col progredire del tempo e con le variazioni che le donne nuoresi decisero per i loro abiti di gala e non solo, queste mode vennero fortemente modificate, fino ad arrivare alle fogge di pieni anni 50, in cui l'abito nuorese si era quasi semplificato fino a diventare una sorta di tailleur costituito da un giacchino, che era il giubbetto, ridotto nelle dimensioni, nelle forme posteriori, il corpetto indossato sotto, la gonna che, come ho detto prima, con le pieghe più strette veniva anche accorciata, e a quel punto anche le calze e le scarpe, perché da lì siamo partiti, cambiavano. Le spose potevano indossare addirittura le calze di seta, le calze velate, e acquistare le scarpe nei migliori negozi di calzature di Nuoro o addirittura della capitale. Direi che questo può essere sufficiente per un primo incontro, spero che ce ne siano degli altri nei quali potremo approfondire tante altre cose. Grazie. Ringraziamo Franca Rosa per il suo intervento e vi aspettiamo per il prossimo appuntamento con Marcello Ferrelli e l'ospite che viene direttamente da Valencia. Grazie.